Domenica 1 marzo 2020 allo Spazio delle Arti La Soffitta è in corso una partecipatissima inaugurazione, quella della mostra personale dello scultore fiorentino Giorgio Butini. Il titolo della mostra è Divino, ce la presenta Francesco Mariani, presidente del Circolo Arci, all'interno del quale insiste lo Spazio delle Arti La Soffitta, che da oltre mezzo secolo propone in maniera continuativa mostre di altissimo profilo come quella odierna. Sì, buongiorno a tutti. Avere qui Giorgio Butini stamani mattina per noi è un grande onore e portare alla Soffitta il sindaco, tutte le istituzioni, compreso l'onorevole Riccardo Nicini, infatti è un altrettanto onore, ma soprattutto io vorrei dedicare questa mostra a tutte le persone che per la cultura danno la loro vita. Danno la loro vita nel volontariato, danno la loro vita perché scrivano, danno la loro vita perché riprendono, fanno le riprese, hanno la volontà di fare sinergia con tutti noi per porre l'attenzione su un problema veramente importante oggi, la cultura, il significato della cultura, l'aspetto secondo me poetico e intrinseco in ognuno di noi. Giorgio Butini dimostra che è un sopravvissuto, io credo, poi saranno gli altri e lui a smentirmi, un sopravvissuto in un XX secolo che lavora con il cuore e dà l'anima per porci veramente davanti le sue opere d'arte. È stato Lorenzo Falchi, sindaco del comune di Sesto Fiorentino, a inaugurare questa straordinaria mostra, sottolineata anche dalla straordinaria partecipazione di pubblico. Credo oggi siano stati battuti tutti i record di presenze per un'inaugurazione alla Soffitta, e questo ovviamente inorgoglisce non solo gli organizzatori ma anche il comune di Sesto Fiorentino, che vede nella Soffitta da oltre mezzo secolo un referente importante per quanto riguarda l'arte e la cultura in generale. Ma è un grande piacere essere qui stamani, sia per sottolineare lo sforzo grande e importante che la Soffitta ha fatto nel corso dei decenni per far conoscere l'arte alla nostra comunità, al nostro territorio. È uno sforzo che va premiato e sostenuto. Il secondo motivo ovviamente è la presenza di Giorgio Butini, delle sue opere qui alla Soffitta, un dono davvero bello e importante per il nostro territorio. Oggi grande partecipazione, ma sono convinto che nei prossimi giorni, le prossime settimane vedranno una grande presenza di persone per godere di queste opere, di una potenza evocativa davvero molto forte, e che si collocano insomma in un alveo, in una storia della scultura davvero molto importante. Insomma, un allievo di Antonio Berti che a Sesto non poteva mancare e che siamo felici di poter ospitare qui alla Soffitta. Nel corso del vernissage ha preso la parola durante la presentazione al pubblico della mostra Luca Nicolai, che si è definito amico di Giorgio Butini, un'amicizia che poi però è diventata un rapporto professionale, perché dall'amicizia è scaturito un collezionismo che ti vede fra i maggiori collezionisti dell'opera di Giorgio. Sì, Giorgio mi ha coinvolto subito da quando l'ho conosciuto per la passione e l'impeto che metteva e mette tuttora nel realizzare le proprie opere. In lui ci ho visto quell'emozione che oggigiorno forse manca un po' alla società moderna, quella voglia di fare, quella passione che trascina durante la vita. Ecco, lì ho visto questo fiume in piena e mi sono detto che volevo essere partecipe alla diffusione della cultura come forma di arte. Tu addirittura ti sei rifatta al Rinascimento, hai detto se un privato rimane coinvolto deve fare quello che facevano nel Rinascimento i mecenati, cioè deve condividere e condividere questa emozione, questo entusiasmo e questa creazione artistica, affiancando l'artista ovviamente come collezionista. Esatto, perché già nel Rinascimento insomma c'è stata la nascita di questa fiorente forma artistica, forma di arte, e
è stato un po' l'inizio di quello che oggi dovremmo portare avanti. Mi sento che la società dovrebbe essere responsabile per continuare a far crescere quello che con il Rinascimento ha avuto inizio. Fra 500 anni diranno meno male che c'erano dei Luca Nicolai che credevano negli artisti. Speriamo, Bene. insomma, spero che ci sia come me tanta altra gente che creda che la cultura sia il fondamento della società da mantenere, nonostante tutti i cambiamenti tecnologici che ci confondono anche qualche volta. La mostra è stata presentata al pubblico, un foltissimo, inconsueto pubblico questa mattina alla Soffitta dall'onorevole Riccardo Nencini, che segue da tanti anni il lavoro di Giorgio Butini e nel suo intervento ha acutamente sottolineato la maturazione artistica che l'ha portato da giovanissimo allievo della bottega d'Antonio Berti a avvicinarsi sempre più a uno dei più grandi artisti del mondo espresso alla nostra regione, a Giuliano Vangi. Beh, io Giorgio lo conosco da una 25 d'anni e ci sono due Butini, quello delle origini e quello dell'attualità. Ci sono delle opere splendide, ha raffinato lo studio dei corpi, lo studio anatomico dei corpi, ha trovato una sua qualità, un suo stile che finalmente è emerso negli ultimi anni e lo si vede dando contemporaneità al dolore e maestosità al dolore, che è rimasto il tratto comune della sua opera. Gabriele Nicolai, oltre ad essere amico di vecchia data di Giorgio Butini, è anche un suo collaboratore. Ti occupi in particolare dell'organizzazione degli eventi espositivi. Dunque, parlando di Giorgio, conoscendo nome e persona, al fatto che è una persona molto umile, quindi molto piacevole parlare con lui, parlare di arte, delle opere. Io mi occupo con lui da ormai 4-5 anni di cercare di organizzargli dei contatti all'estero, un po' in giro di tutto il mondo tramite già la mia clientela, e devo dire che ha avuto un grande impatto. Infatti in Giappone dei miei clienti si sono organizzati subito per cercare di fargli fare una mostra lì in Giappone, almeno in 3 o 4 città del paese. L'unico problema che Giorgio si è ritrovato è che gli manca una bellissima sua collezione personale di almeno 40 opere, perché è stato un artista che quello che produceva vendeva subito. A un'ora dall'inaugurazione finalmente siamo riusciti ad avvicinare Giorgio Butini, oggi festeggiatissimo, d'altronde lo merita, perché chi era qua oggi lo segue come noi facciamo da tanti anni e ha capito che il ragazzo Giorgio Butini oggi è diventato un uomo, un artista di statura internazionale. Questa mostra lo ribadisce totalmente. Chi verrà a visitarlo si renderà conto di trovarsi di fronte alle opere di uno straordinario artista. Allora, grazie, Borghi, sempre molto gentile. Niente, io sono contento perché, diciamo, come scultore sono nato a Sesto. Ero un bambino, come diceva Mariani, dalla bottega d'Alberti, poi non ho fatto studi né licei artistici né accademici, io ho fatto un percorso tutto mio tra una bottega e l'altra. Però hai avuto anche l'avventura in questi tuoi primi anni di essere vicino di casa, vicino come abitazione allo studio del maestro Berti, e questo è stato un segno del destino, vero? È stato il destino, sì, anche perché oltretutto quel periodo facevo ceramia artistica, perché io vengo dalla ceramica e c'era i rappresentanti, ci portava la creta, ci guarda, vorrei far conoscere questa persona, così che avrei piacere perché vedo sei, e niente, lui fu il primo approccio, diciamo, con il maestro, come dicevo prima, una persona molto imponente, una persona molto riservata. E da lì ho cominciato il mio percorso, cominciando prima alla bottega di Berti, poi con la bottega Raimondo Riaci, fino ad arrivare a Marcello Tommasi, facendo nomi di grandissimi artisti, eccetera eccetera. Poi niente, mi sono avvicinato molto all'arte classica perché sono sempre stato un amante del corpo, dove io poi frequentare anche degli studi più approfonditi anatomici, e questo è anche un dono, lo sai, si nasce, non è che si impara purtroppo l'arte. Poi ho avuto la fortuna nel mio cammino di conoscere persone che mi hanno aiutato, mi hanno stimato, ho saltato per pari, come sai, gallerie e critici, perché io, scusate ma non sono, rispetto tutti, però io vado per la mia strada, io fo arte per me stesso, poi chi piace ho piacere, regala l'emozione, perché l'arte non è una competizione ma sono emozioni, sono messaggi, ognuno ha il suo modo di parlare. E ringrazio la Soffitta perché tanto tempo che Mariani
facciamo qualcosa, però gli impegni erano sempre, come sai, Fabrizio, Giorgio, perché hai voluto intitolare questa mostra Di Vino? Ora la grafica ovviamente... Allora, di vino perché sono opere dedicate alla divinità, cioè alla terra e all'acqua e all'amore. Volevo ringraziare, diciamo, i miei sponsor, che sarebbe Unicum, sarebbe Tecnoart, Luca Nicolai, che è il mio collezionista, un grazie a Fabrizio Borghini, grazie a Mariani e un grazie immenso a mia moglie Lara Bartoletti, che grazie a lei un po' di stato l'ho fatto. Lo sappiamo, ne siamo testimoni. Quindi vi invitiamo a venire a partecipare, a visitare la mostra e raccogliere il messaggio che attraverso queste opere Giorgio Butini ci dà, un messaggio di vitalità, di speranza, di entusiasmo, di cultura ovviamente, perché trasudano anche la sua lunga esperienza artistica. Il titolo della mostra è Di Vino, si tiene allo Spazio delle Arti La Soffitta, al Circolo Arci di Colonnata di Sesto Fiorentino, da oggi domenica 1 marzo 2020 fino al 29 marzo. Gli orari di apertura al pubblico ce l'ha ricordati nella sua intervista il presidente del circolo Francesco Mariani.